Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Questa sera a Conegliano la squadra del basket femminile Montecchio Maggiore che andiamo a presentare. Con il numero 4 Milena Barufato, con il numero 5 Vittoria Maculan, 7 Martina Brazzale, 8 Diana Tognazza, 9 Elisa Garzotto, 11 Ezara Fatima Sharawi, 12 Arianna Righele, 13 la capitana Diana Bisognin, 18 Anna Garzotto, 23 Amposa Valeri Nortei, 27 Nicole Longhi. Capoallenatore Andrea Callegaro, primo assistente Luca Chezzo, secondo assistenti Eleonora Zampieri, accompagnatore Pierangelo Folco. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 0 Rossana Boccalato, numero 6 la capitana Francesca Marchioni, numero 7 Sara Colombi, numero 8 Sara Luna Giuliano, 9 Maya Tramontin, 10 Sara Malbascia, 11 Lisa Grava, 12 Serena Marton, 16 Giorgia Zanardo, 17 Giulia Tronchin, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Amabiglia, capoallenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la gara i signori Giovanni Bastianelli San Velemiano e Matteo Favaro di Giavera del Montello. Buona partita a tutti. Buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questo sabato di basket. Oggi italiano che sfida Montecchio in questa partita che è la sesta di ritorno. Fabri dopo una sconfitta per BFC in Friuli e un turno di riposo, quindi stiamo pian piano rodando per riprendere il ritmo per queste nostre telecronache casalinghe che ci mancavano da qualche settimana. Sì, siamo di nuovo qui al Pala BFC, giustamente come dicevi, arriviamo da una sconfitta, mentre Montecchio Maggiore arriva da una vittoria contro le Lupe di San Martino di Lupari. Noi arriviamo da una sconfitta 2 settimane fa contro Pordenone, purtroppo sconfitta che ci è costata anche la differenza canestri perché avevamo vinto di 4 punti in casa all'andata e abbiamo perso invece a Pordenone per 6 punti dopo una partita che è stata condotta praticamente dall'inizio alla fine dalla squadra friulana, che tra l'altro era anche priva della giocatrice più forte probabilmente. Francisca, i dirigenti di Pordenone avevano anche cercato di spostare la partita per questo motivo, ma poi non c'è stato modo di trovare una data, tant'è che comunque invece le compagne di Francisca hanno fatto anche il suo lavoro e quindi c'è stata in particolare Crovato ma anche Lazzari che erano davvero immarcabili. Adesso torniamo al Pala BFC contro una squadra che ha solo 6 punti in campionato in questo momento, però dicevamo arriva da una vittoria importante, una squadra molto giovane, una squadra che corre, pressa a tutto campo, schiera addirittura una giocatrice del 2009. Quindi... Ma sì, ci piace vedere queste squadre con queste compagini così giovani che tra l'altro appunto non hanno molto da perdere, quindi se la giocheranno sicuramente a viso aperto. Dall'altra parte BFC appunto riprende il ritmo delle partite in casa, ormai era più di qualche settimana che non giocavamo qui col pubblico di casa, che oggi è un po' meno presente magari rispetto agli ultimi sold out, però chiaramente la giornata è molto bella, quindi qualcuno avrà approfittato per una gita fuori porta, ma noi siamo qui, seguiteci appunto in streaming. Abbiamo anche, Fabri, una cosa che ci fa un certo tipo di competizione. Oggi c'è il concerto di Sfera e Basta a Padova e quindi... Ma non è domani? No, è oggi, infatti salutiamo Monica che non fa solo l'accompagnatrice dell'Under 17, ma oggi fa anche l'accompagnatrice per il concerto e quindi ha detto che ci seguiva sicuramente in streaming, così come gli spettatori che sono già presenti in questo momento, quindi nonostante siamo nel pre-partita. Quindi che dire, oggi anticipiamo subito che
ovviamente noi ci occuperemo di una telecronaca che sarà principalmente tecnica e sportiva con Fabrizio. Come sapete io sono l'addetto alle varie ed eventuali, ed oggi, visto che siamo da poco usciti dalla Kermesse di Sanremo, avremo in ballo per voi un quiz in tema cantanti, e quindi vi invito a stare molto attenti perché verranno citate delle canzoni così en passant, senza farvelo capire. Se voi scriverete sulla chat di YouTube il nome dell'atleta associata alla canzone che è stata appena citata, vi aggiudicherete una maglietta BFC per voi in omaggio, che potrete ritirare qui presso il Pala BFC durante le prossime partite in casa. Quindi molta attenzione a quello che diremo. Ricordatevi, in chat potrete scrivere sicuramente il nome dell'atleta citata. Non solo, scriverete in chat anche il nome di quella che per voi è la MVP della partita, perché anche oggi il nostro main sponsor Buzz Wine mette in palio un magnum di prosecco per chi giudicherete voi essere la miglior giocatrice della partita. Oggi è lo sponsor day di Sara Clinton, che presenta le sue giovani aiutanti a bordo campo per le pulizie del parquet, e che sarà ai nostri microfoni nella pausa lunga tra il secondo e il terzo periodo. Benissimo Fede, mi sembra che tu abbia davvero presentato tutte le novità di questa sera. Forse hai dimenticato una novità, ci sono le nuove divise per BFC con le sopramaglie, con il nuovo sponsor Generali, che salutiamo. E intanto le squadre si stanno salutando per iniziare la partita. Vediamo che Conegliano parte con Marton, con Giuliano, con Boccalato, Maschietto e Amabiglia. Allora Fabri, se posso dire, Coprimaglia bellissimo, intanto l'avevamo già notato durante la partita. Adesso sto notando che le nuove divise BFC hanno un che di NCAA. Sì, sì. Ricordano un... Ci sono delle varie citazioni, i nostri grafici hanno fatto un ottimo lavoro. Ovviamente sono con i nuovi colori sociali, il blu navy e il fucsia. Esattamente. E intanto alla palla 2 il primo possesso è per Conegliano, proprio con Giuliano che cerca di andare a servire Boccalato, spalle a canestro. Sì, non si intendono le due. Boccalato aveva fatto forse un passo un attimo indietro rispetto alla traiettoria del passaggio di Sara Luna, e purtroppo è palla persa. Adesso è Montecchio che riparte velocemente con la numero 8 Diana Tognazzo. Va anche al tiro Montecchio, la palla esce e il rimbalzo è per Ossana, che con qualche difficoltà porta la palla al di qua della metà campo. Sì, avete visto subito molto aggressive le vicentine, ma subito ad aggredire la partita Amabiglia con un canestro dai 3 punti dietro il pick and roll per il 3-0 per Conegliano. Adesso Nortei con la palla va a attaccare la linea di fondo, va a scaricare, ma il passaggio è impreciso. Numero 23 Nortei, giocatrice del 2009 addirittura, con già qualche passaggio nelle nazionali di categoria. Sì, sicuramente promettente questa giovane atleta, che chiaramente deve fare i conti con delle avversarie molto più esperte, così infatti come Sara Luna Giuliano, che adesso trova un corridoio per andare ad appoggiare dolcemente i 2 punti del 5-0 per Conegliano. Ancora Nortei che adesso prova il tiro da fuori, è lunghissimo. Serena Marton rimbalzo, poi spara un passaggione per Boccalato che riesce a recuperare in qualche modo, ma poi non riesce a mantenere la palla in campo. Avrebbe avuto del miracoloso se BFC fosse riuscita a tenere la palla in campo, perché l'azione era veramente impostata molto sulla velocità. Peccato, sarebbe stato forse una delle prime azioni degne di nota, perché ricordiamo ai nostri amici che stiamo per implementare delle rubriche anche infrasettimanali di highlights delle partite, e quindi vi invitiamo a seguirci presso i nostri canali social, perché la nostra telecronaca oggi è in diretta. Magari nei prossimi giorni per i recidivi la troverete anche in differita, ma sicuramente sui social potremo mettere delle rubriche riguardanti magari le interviste piuttosto che le azioni più belle della partita. Ancora Boccalato, spalle a canestro, sembra essere una delle chiavi tattiche della partita. Sbaglia Giuliano a rimbalzo,
ma è velocissima Brazzale a superare a metà campo, poi finta di tornare indietro, riattacca sul lato sinistro, va addirittura a segnare con il fallo. Sì, molto bene qui Brazzale, ha veramente fatto girare a vuoto la difesa BFC con una finta molto interessante, è riuscita a trovarsi un corridoio perfetto per appoggiare a canestro, mettere a segno i primi 2 punti per Montecchio con la possibilità di andare subito a 3. Però sbaglia il secondo e qui ci sta sbaglia il tiro libero, scusate, qui ci sta il guffetto subito. Sì. Però rimbalza in attacco per Montecchio, che poi però ancora una volta è un po' impreciso nell'organizzare la manovra di attacco. D'altra parte finta il tiro a Mabiglia, bellissimo il suo palleggio a rete tiro, così come morbidissima la sua conclusione. 7-2 per Conegliano. Sì, Amabilia sicuramente molto molto carica, subito precisissima al tiro, e BFC che prova sempre a imbastire una ripartenza in velocità per sorprendere Montecchio, che però sta chiudendo bene nonostante questi tentativi e trova buoni scarichi. Sì, poi un po' imprecise nelle conclusioni le ragazze di coach Callegaro. Dall'altra parte ancora Luna Giuliano, attaccare l'area, guadagnarsi 2 tiri liberi, abbastanza di esperienza. Sì, è vero, Sara Luna è entrata proprio con grande esperienza in questa azione. Noi ritengo sempre che una delle chiavi tattiche sia quella comunque di provare le penetrazioni, perché andare a caricare di falli la difesa avversaria è una strategia che alla fine col tempo paga. Intanto è entrata nella partita anche Nicole Longhi, atleta del 2005, giovanili con Schio, nazionale under 18, quindi ottima atleta anche lei, ma ottima anche Serena Marton, che va a metterla dai 3 punti per l'11-2 per Conegliano. A questo punto coach Callegaro decide di parlarci sopra e chiama un time out. Sì, è stata un'azione decisamente fluida per quanto riguarda BFC, con la palla che ha girato molto velocemente, è andata tutta attorno alla linea dei 3 punti per liberare Serena Marton, che veramente aveva un'autostrada davanti, ha fatto benissimo a provare questo tiro. Quindi BFC 11, Montecchio 2. Montecchio in questo momento deve sicuramente trovare una chiave di precisione nel tiro, perché d'altra parte comunque non è che ha fatto male negli altri fondamentali, Fabrizio. No, sai cosa? Mi sembra di vedere un po' l'inesperienza che tante partite ci ha fatto perdere negli anni scorsi, perché appunto è una squadra con un'età media molto bassa e quindi giocano bene, sono molto aggressive, però a volte magari peccano un po' di ingenuità in certe situazioni del gioco, ma si vede che davanti hanno sicuramente un ottimo futuro e ottimi margini di miglioramento. Va bene Fabri, quindi adesso che la partita è riniziata e il Grava si è anche ricordato di far partire l'organetto NBA, magari approfittiamo per spiegare meglio agli amici da casa il gioco di oggi. Quindi facciamo un esempio, Fabri: se noi avessimo una giocatrice dal nome Gloria, che non abbiamo, che avevamo tra l'altro, e che salutiamo, e salutiamo, che sicuramente ci sta seguendo. Salutiamo anche il buon Walter. Esatto. E se avessimo appunto ancora Gloria, io dicessi manchi tu nell'aria, lo spettatore da casa scrive Gloria della BFC, numero, se si ricorda anche il numero tanto meglio, il primo che lo scrive in chat si aggiudica una maglietta BFC. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, ma mi pare che tu sia stato chiarissimo, Fede. Eventualmente scriveteci per avere delle delucidazioni ulteriori e soprattutto fate molta attenzione, perché all'interno della telecronaca appunto ci saranno delle citazioni di canzoni che poi andranno ricollegate a qualcuna delle giocatrici di casa. Intanto Giuliano ad attaccare Longhi, Amabiglia, bene la palla sotto per Maschietto che riapre per Boccalato. 10 secondi alla fine dell'azione, Giuliano con la palla, prende un tiro da 15 metri più o meno, un po' lungo. Boccalato aveva recuperato il rimbalzo d'attacco, ma non è riuscita a servire Maschietto. Era un po' complicato quel tiro di Giuliano, che ha dovuto fare uno step back per trovarsi lo spazio per il tiro, ma era praticamente
con i piedi nel giardino di casa sua. E Brazzale sbaglia da sotto, si lotta a rimbalzo, ne esce ancora una volta Rossana Boccalato, poi mette le mani sulla palla Nortei, ma l'arbitro Favero vede un fallo e quindi rimessa per Conegliano. 3-1 i falli per Montecchio. Giuliano a superare la metà campo, si porta un po' a spasso la difesa, poi vuole l'uscita di Maschietto, spara un missile per Serena Marton che oggi ha la mano davvero calda. E sono già 5 i punti per Serena, come sono 5 punti per Claudia Amabiglia, sono loro le top scorer oggi per BFC. Adesso c'è un fallo di Giuliano su Nicole Longhi. Credo sia il secondo fallo. No, non è il secondo fallo. No, perché il fallo è di Serena Marton. Serena Marton, e quindi saranno 2 tiri liberi per Nicole Longhi. Sbaglia il primo anche senza le nostre buffate. Adesso sicuramente segnerà il secondo. E infatti lo segna. E c'è un cambio ancora per Montecchio. Esce Diana Bisogni, entra Vittoria Maculan. Ancora Giuliano a battere il pressing per Amabiglia che non riesce a controllare il palleggio. E poi ha anche un gesto di stizza colpendo il pallone. Sì, intanto Fabri, è importante salutare il pubblico da casa perché sicuramente ci sta seguendo da casa il buon Ruggero Fontana. Ecco, un saluto particolare a Ruggero che ha avuto una disavventura ciclistica, diciamo, e quindi gli facciamo tutti i nostri auguri. Sì, d'altronde ha dimostrato di essere una persona dalla testa dura e quindi sicuramente si è connesso qui con noi, pronto per commentare anche su YouTube. E intanto primo siparietto degno degli highlight, Serena Marton perde le scarpe. Speriamo che il buon Double T sia stato attento, lo vediamo addormentato in realtà all'altro lato del campo. So, Double T è andato a fare una festa di carnevale ieri sera, lo vedo veramente distrutto. Provato. Si è provato. Allora, una vita sociale assolutamente più intensa della mia e quindi d'altronde 6 anni come si dice. Allora sarà Luna Giuliano su Boccalato dall'altra parte del campo per Amabiglia di nuovo su Boccalato prova a entrare di nuovo su Amabiglia, gira molto bene la palla BFC, libera sarà Luna Giuliano per il tiro da 3, rimbalzo Montecchio. Velocissime già dall'altra parte le nero-arance vicentine, cerca di intercettare il passaggio Giuliano ma è ancora Longhi con la palla che attacca Serena Marton, cosa non semplicissima, e in questo caso l'arbitro Favaro invece vede proprio un fallo di Serena che si lamenta. Serena si lamenta, ma allora che dire, secondo me ci sta da qui qui il fischio. Fallo ci stava, non abbiamo più in console il Grava che... No, il Grava l'ha detto al mixer, però purtroppo si vede che il suo lato femminile è molto sviluppato, non riesce a non essere multitasking, vuole fare anche altro e si occupa anche delle riprese da bordo campo per costruire il materiale utile a fare highlights e altri contenuti per i social. Questo era buono il tiro di Amabiglia, però impreciso, ma presentissima Boccalato a rimbalzo in attacco, ancora lei con la palla che cerca di servire Zanardo, ma il passaggio è impreciso. 4 secondi per BFC per andare al tiro. Sì, molto bene qui Boccalato a rimbalzo, purtroppo però nel tiro non è riuscita a trovare l'equilibrio perfetto, il tiro è risultato corto, ma BFC è presente a rimbalzo e continua a far girare la palla bene. Bella la finta di Amabiglia che fa abbassare un po' sulle gambe Nortei e poi le tira direttamente in faccia, nonostante la differenza anche di altezza, per la seconda bomba per Amabiglia. E poi ancora un fallo in questo caso di Zanardo, che è andata
a cacciare la palla in maniera illegale. Quindi sul cubio del cambio Grava e anche Colombi. Esce un po' zoppicando Giuliano, mi sembra. Sì, sembra proprio di sì. Non so se sia una botta o piuttosto che un altro dolore di qualche altra Abbiamo di natura. nuovo Longhi in lunetta che di nuovo sbaglia il primo tiro libero. Beh, il secondo, adesso dico io, lo sbaglierà perché sarebbe ingiusto buffarla in maniera così. Ma in effetti Longhi è Ancora una volta segna la il secondo. specialista del secondo tiro libero. Col primo prende un po' le misure, Esatto, poi il secondo Beh, lo mette. diciamo che io generalmente con il primo non prendo neanche il ferro, invece sul secondo almeno riesco a prenderlo. Si vede che lei si allena più di me. Un po' di difficoltà adesso per Conegliano a superare il pressing, anche perché appunto è uscita Giuliano. Bello il passaggio dentro di Amabiglia per Zanardo, ancora Amabiglia che finta il tiro, poi apre per Colombi che spara subito da 3, poi cerca di recuperare il pallone, cerca anche di schiantarsi sul nostro quadro fotografo. svedese, Sì, anche di... sulla spalliera, scusate. Si ha rischiato anche di investire il nostro fotografo ufficiale, che salutiamo. Allora, intanto salutiamo soprattutto anche un grande amico storico delle nostre telecronache, Shinega mi dice, che non manca mai di essere presente. Ancora Longhi in attacco, adesso Garzotto e poi è Maculana a sparare da fuori, sbaglia, si lotta a rimbalzo, esce Maschietto che addirittura parte in contropiede, poi serve Lisa Grava che fa un po', pasticcia un po' il palleggio, non riesce a servire Capitan Marchioni. Ah sì, si è trovata con il corpo leggermente più avanti rispetto alla traiettoria della palla e non riusciva più a recuperare. In questi casi si dice ha rotto la catena. Esatto. Tanto a Muggia abbiamo nel terzo quarto Muggia che sta vincendo di 20 punti su Casarsa, 56 a 36. Beh, d'altronde a Carnevale a Muggia si sa che circolano sicuramente sostanze alcoliche importanti e probabilmente le ragazze muggesane sono ipercariche. Un risultato abbastanza sorprendente, Fabri. Beh sì. Ma quindi abbiamo il nostro inviato a Muggia Sì, che parla chiaramente con tipico accento. Sì, avevamo Iosco da Muggia che ci ha detto sai ben qui le mule sai cariche. Se sai cariche. E se sai carica anche Lisa Grava che appunto recupera dalla rottura della catena precedente e mette un 2 su 2 dalla lunetta. Adesso allunga anche la difesa coach Minicleri. Longhi pressata da Zanardo. Ancora Longhi che riapre, la partenza un po' dubbia, anche l'arresto forse era un po' dubbio di Garzotto. Sì, Garzotto che riesce comunque a trovare una conclusione, diciamo, forse leggermente forzata però efficace. Completamente libera Marchioni fuori dai 3 punti, voleva la palla, adesso sporca il passaggio di uscita Longhi, poi addirittura dietro la schiena Beh. per Garzotto, bello questo contropiede. Assolutamente, bravissima Longhi qui che è stata abilissima a servire la compagna con un passaggio dietro la schiena molto bello. Dall'altra parte invece un incompleto, crescendo molto, si sta caricando la squadra sulle spalle. Sì, diciamo che Conegliano era partita molto forte, adesso però un po' di difficoltà, anche è calata un po' la difesa. Movimento Qui spalle a canestro. sfortunatissima Longhi. Cioè, perché il movimento era veramente interessante. E poi abbiamo un fallo di Baruffato. Sì, allora c'era stato già un intervento in difesa di Malbascia che aveva preso il rimbalzo ed era stata diciamo aggredita in maniera chiaramente sportiva, però probabilmente fallosa dall'avversario. Non era stato fischiato il fallo è stato fischiato dopo su Colombi che sfrutta
delle leggi fisiche a noi sconosciute per segnare il primo canestro. Segna anche il secondo. 2 su 2 per lei comunque, anche con un po' di fortuna, per il 20-8 a 1 minuto e 23 dalla fine del primo quarto. Qui a Conegliano. Milena Baruffato batte Capitan Marchioni, poi va a tirare in maniera un po' sbilanciata, sbaglia, ma ancora un rimbalzo in attacco per Montecchio. Montecchio che comunque riesce a girare la palla bene, Fabri. Sì, muovono la palla molto bene. Poi non sono precisissimi al tiro, ma adesso Colombi va a fare un'ingenuità, perché va a fare fallo sul tiro da 3 di Milena Baruffato, che avrà appunto 3 tiri liberi. Allora Fabri, adesso però io ho visto alzare il 2, no, invece è il 3, esattamente. Quindi a palla già rilasciata sarà Colombia investito. Sì, però fino Milena a quando Baruffato. il tiratore non riacquista una posizione di equilibrio si considera che è sempre un'azione di tiro, è sempre Sì, un'azione di tiro, quindi è giusta il fischio e la sanzione dei 3 tiri liberi. E qui Montecchio ha una buona possibilità di riportarsi sotto, segna 2 dei 3 tiri liberi e si porta a 20-10, però il terzo tiro libero va ripetuto? Sì, perché c'è stata un'invasione a rimbalzo, credo, di Colombi proprio. Quindi addirittura la possibilità di arrivare a 11. Sfortunata qui Montecchio, che gioca con grandissima aggressività in questo momento. Però giriamo bene la palla e Marchioni la mette da 3 dopo un'ottima circolazione di Conegliano per il 23-10. Quindi appena il capitano ha avuto la palla giusta sulle mani, non si è fatta pregare. Ottimo tiro da 3. È buono anche il raddoppio in post basso di Marchioni. Adesso è Baruffato a sbagliare da sotto, però ancora un rimbalzo in attacco per Montecchio. Si lotta a rimbalzo, scadono i 24 secondi, non è valido, bisogna ripartire con una rimessa da fondo. Però dobbiamo un po' sistemare, secondo me, questa cosa dei rimbalzi, perché stanno tirando 2 o addirittura 3 volte ad azione e non possiamo dire che abbiano questo vantaggio in termini di altezza nei nostri avversari. Adesso Colombi dall'angolo, 3 punti e segna Sara K per il 26-10. Ah sì, magistrale qui il giro palla di BFC, che ha veramente sfruttato ogni secondo libero per riuscire a trovare la giocatrice più libera al tiro. Quindi una BFC che sta giocando comunque in fiducia in attacco, sta facendo forse un po' di fatica in difesa per il fondamentale dei rimbalzi, avevamo detto, l'hai fatto ben notare tu, però diciamo 26 punti in un quarto sarebbero 104 in tutta la partita. 40 minuti, quindi un'ottima sicuramente media realizzativa. Sicuramente il coach Callegaro ci parlerà un attimo sopra sul fatto di aggiustare la difesa, e time out anche per noi qui al Pala BFC. ci aveva già fatto. Allora, ovviamente qui voi non lo sapete, ma essendo carnevale anche noi non potevamo esimerci dal mascherarci, e quindi il pubblico viene qui a farci le foto e i complimenti. Diciamo, la nostra reputazione sarà rovinata per sempre, ma ormai siamo in diretta e sei anche a favore di telecamera, quindi ecco. Va bene. Comunque ricordiamo al pubblico di casa che oltre a venire a riderci dietro per le nostre maschere, potrebbero portarci anche delle bevande analcoliche o alcoliche. Tutto è ben accetto oggi, perché comunque qui gestire la telecronaca ti fa venire una certa sete, Fabri. Infatti avevo appena fatto la richiesta di portare delle sostanze idratanti qui in console. Mi faceva ridere questo fatto del carnevale. Adesso guardavo sempre il punteggio di Muggia, che è sul 58-40 nei confronti di Casarsa, e mi viene in mente la battuta di un autista proprio di un autobus a Trieste che
si stava portando verso il Carnevale di Murcia e nel momento in cui gli ho chiesto ma al ritorno quando è l'ultima corsa mi ha detto tipo alle 8, alle 8 e mezza di sera, e mi ero un po' lamentato del fatto che essendo Carnevale magari le corse avrebbero potuto essere prolungate, no? Garantite fino a una certa ora, e lui si è girato un attimo mentre stava guidando, mi ha guardato e mi ha detto appunto in perfetto dialetto triestino: «Esè Carneval anche per l'autista, sa?» Giustamente. La saggezza triestina che citiamo spesso, dato che vari fattori ci legano comunque a quelle terre. Tanto Fabri, il numero 11 di Conegliano mi pare che abbia cambiato taglio di capelli, giusto? Senza le trecce la stessa non sei più. Sì, Elisa mi sembra che abbia questi capelli un po' a caschetto nell'ultimo periodo. Intanto attacchiamo il pressing. Tipo da 12 anni. Saranno, vabbè. Praticamente quando Lisa va dal parrucchiere ordina il solito e portano sia il caffè che fanno il solito taglio. Tanto recupera proprio un pallone lei con l'aiuto di Tramontini. No, in realtà Montecchio mantiene il possesso della sfera, poi va a guadagnare un fallo. Prontissimo il fischio di Giovanni Bastianel, che salutiamo anche se sta arbitrando, perché vabbè, ma poi domani si riguarderà, no? Si riguarderà varie quindi volte. sa che noi parliamo solo bene degli arbitri da quando siamo stati ammoniti ufficialmente. No, scherziamo. Non è arrivata nessun deferimento. È davvero un amico, perché tra l'altro l'ho allenato un sacco di anni fa, quando lui ancora giocava, prima di iniziare ad arbitrare, e lo rivedo sempre con molto piacere perché è un ragazzo molto simpatico. Intanto 2-2 per Martina Brazzale dalla lunetta, Lisa Grava, Maia Tramontin, Sara Malbascia, per Sara K finta l'entrata e poi si scontra contro la difesa avversaria, è fallo per BFC. Sì, diciamo che ci ha pensato un attimo anche Bastianel prima di fischiare, poi, perché sì, l'aiuto difensivo era abbastanza corretto, diciamo. Era corretto, forse c'è stato proprio un leggerissimo movimento per Anna Garzotto, che è già gravata di 3 falli. Perde un attimo il tempo del tiro K, in questo caso poteva tirare subito e dà un po' tempo alla difesa di recuperare, poi quindi si trova la difenditrice, come si dice, proprio davanti, ed ecco qui del Gatorade per i ragazzi in console. È arrivato il Gatorade, grazie. Allora, Marchioni scarica su Maia Tramontin finta sulla linea di fondo, molto bene ancora la palla che gira per BFC, con Marchioni che scarica su Lisa Grava, che prova a offrire le paste a tutti, non ci riesce, rimbalzo Malbascia e palla fuori, ed è Montecchio in contropiede. Si passano bene la palla in contropiede le ragazze di Montecchio, poi subisce fallo Anna Garzotto, tra l'altro con qualche apparizione anche in A2 sia a Schio che a Sarcedo, anche lei nazionale Under 16. Oh, sì, esatto, sicuramente una pedina importante per la squadra ospite, che si ritrova però a gestire una situazione un attimo complicata, perché è già gravata di 3 falli. Vedete la precisione al tiro sicuramente di quest'atleta. Non ve la raccontiamo noi, ecco, diciamolo. E invece segna anche il secondo. E sono 4 i suoi punti personali. È rientrata intanto Giuliano. Adesso Amabilia prova un passaggio abbastanza improbabile. Infatti viene intercettato da Milena Baruffato. E spende un fallo Maia Tramontin. Terzo fallo di squadra di questo periodo per BFC, che quindi si ritrova in una situazione leggermente anomala, perché non era stata più fallosa nel primo quarto. Qui invece sono già 3 falli in appena 2 minuti. Sì, coach Minicleri chiede un time out
vuole risistemare un po' le cose, perché non stiamo attaccando proprio con ordine la difesa di Montecchio, stiamo perdendo qualche pallone di troppo. Intanto Fabri, riceviamo i complimenti anche del pubblico da casa che commenta le nostre parrucche. No, quest'anno non abbiamo le parrucche, abbiamo delle simpatiche orecchie che però diciamo dobbiamo citare anche l'origine di questo travestimento, Fabri, perché è un travestimento nato durante una pizzata dell'Under 17 dello scorso anno, dove Monica appunto ha fornito copricapi simpatici per tutti, ed è bello citare anche questi momenti, diciamo, che vanno oltre la vita squisitamente sportiva delle squadre di basket. Intanto tra i saluti salutiamo anche l'arciere di Gorizia, Francesco Cocco, che ci segue sempre assiduamente. Intanto a Murgia 60-50, torna un po' sotto Casarsa, ma credo che manchino pochissimi minuti. Comunque Casarsa è una squadra assolutamente combattiva e quindi proverà a giocarsi tutte le carte per entrare in partita. Dall'altra parte, ottima iniziativa qui di Milena Baruffato, che riesce a trovare un ottimo equilibrio rispetto magari delle azioni precedenti in cui era riuscita a tirare fuori equilibrio, ed è 18 Montecchio, 26 BFC, quindi Montecchio assolutamente si rifà sotto in maniera importante. Sì, Montecchio si mette a zona e noi in certe situazioni stiamo rinunciando anche a dei buoni tiri, magari giustamente per muovere ancora la palla e creare delle situazioni ancora migliori, però a volte forse bisognerebbe prendere certi tiri aperti che in realtà la difesa di Montecchio ci sta concedendo. Sì, rientra in campo Rossana Boccalato per provare a ridare un attimo la scossa a BFC. D'altronde Rossana sappiamo che non ti arrendi mai, provi e riprovi finché non ce la fai, e quindi sicuramente potresti un attimo riportare in partita la BFC. Imprendibile questo passaggio da Baruffato per Bisognin e quindi possesso per Conegliano. Pressione tutto campo, superata abbastanza agevolmente dal playmaker coneglianese. Adesso Boccalato che serve Malbascia dal mezzo angolo, un po' fortunata, ma insomma ci ha creduto. Sì, diciamo che il tiro era veramente ottimamente congegnato dal passaggio di Rossana e Malbascia era in posizione agevole per segnare, e così ha fatto, e muove il tabellino di BFC di questo quarto, ma lo muove, e anzi lo scotte per bene Milena Baruffato, che è decisamente entrata in partita, che non sta certo baruffando col canestro, perché mette anche questa bomba dall'angolo, e Montecchio è sul 28-21 in questo momento, quindi completamente in partita. Adesso forse un contatto sul tiro di Amabiglia, lestissima, rimbalza in attacco Marton che segna e chiede a sua volta un contatto sul polso mentre tirava. Sì, molto bene qui Marton, che come una faina ha rubato palla. Dall'altra parte continua a serpeggiare nella difesa Milena Baruffato in maniera molto agevole, sicuramente entrata in maniera importante in partita. Boccalato cerca di servire Serena Marton, purtroppo la palla viene persa da BFC, che comunque si trovava a uscire da una situazione piuttosto complicata, non c'è riuscita e sarà rimessa in attacco per Montecchio, che quindi può ancora ridurre lo svantaggio. Ricordiamo che a un certo punto è stata anche sotto quasi di 20, mentre adesso è a meno 9. Sì, se posso dire la difesa del BFC è un po' molle, diciamo, non vedo quell'aggressività che abbiamo visto in altre situazioni. Stiamo un po' concedendo qualcosa alle avversarie e sinceramente può essere molto pericoloso. Adesso Giuliano ad attaccare un po' la difesa, poi però non riesce a servire Marton, quindi perdiamo la palla. Sì, un po' complicata qui la vita per le giocatrici del BFC, che non riescono a ritrovare quella fluidità di gioco che aveva caratterizzato la prima parte, il primo periodo della partita.
Dall'altra parte invece Montecchio, che a inizio partita era stata principalmente sfortunata nel tiro, sta tentando di dettare il suo gioco, ma qui c'è un contatto abbastanza importante su Sara Luna Giuliano che prende fallo, è un contatto con Arianna Ridele. Sì, Sara Luna Giuliano che forse mi ha sentito, perché avete visto come ha alzato la difesa, ha alzato il livello della sua aggressività, è andata immediatamente a rubare la palla dal palleggio dell'avversaria, ed è un po' questo forse di cui abbiamo bisogno questa sera, di un po' di aggressività in più. Ah sì. Adesso Giuliano che va a servire il maschietto molto distante da canestro. Amabiglia sfrutta proprio il blocco di maschietto, poi triangola con Marton. Bello il suo passaggio in angolo per Boccalato, ma lunghissimo tiro di Boccalato, poi un fallo sul rimbalzo in attacco di maschietto. Sì, ottima presenza a rimbalzo da parte della BFC rispetto magari al primo quarto, in cui invece eravamo state un po' deficitari in questo fondamentale. E una cosa un po' sorprendente è il fatto che Boccalato non abbia ancora trovato la via del canestro, lei che di solito è quasi sempre la top scorer della partita, però è importante comunque continuare a provare a tirare, a crederci e a cercarla. Sì, sappiamo che lei si può infiammare in qualsiasi momento della gara e entrare in queste strisce di canestri notevoli. È già in striscia Amabiglia che mette la sua terza bomba. 11 punti per lei, per il 33-21 per BFC. Dall'altra parte prova a risponderle Vittoria Maculan, sbaglia, ancora un rimbalzo offensivo. Sì, qui Boccalato aveva lavorato bene a rimbalzo, ma purtroppo non è riuscita a controllare la palla. Dall'altra parte guardate che movimenti che fa. Brava Borghi, poi sbaglia, ma ha fatto un movimento fatto veramente bene. Vira. Adesso Boccalato che può attaccare il ferro. Fa finta addirittura di scaricare per Amabiglia, serve in angolo Serena Marton, questa volta è corto il suo tiro, però ancora a rimbalzo Marta Maschietto che poi subisce dei contatti abbastanza duri e l'arbitro Giovanni Bastianel le fischia un'infrazione di passi. Ma infrazione di passi c'è, certo che i contatti precedenti non le hanno sicuramente permesso di rimanere in equilibrio. Esatto. Giovanni probabilmente abituato ad arbitrare anche categorie superiori, anche a livello maschile, concede qualche contatto di troppo, evidenzia molto bene il contatto Sara Luna Giuliano, guadagnandosi 2 tiri liberi perché le avversarie sono già in bonus. Bravissima Luna quando poi in situazioni di bonus andare a cercare proprio questi falli per andare in lunetta. Solo retina sul primo, prepariamoci invece rimbalzo per il secondo. E segna il secondo, anche il secondo, nonostante diciamo grazie all'autogufata. In realtà è una controgufata tecnicamente, giusto? Attenzione qui che stava per fare un numero invece Martina Brazzale, nel trovare comunque, nonostante il fallo, una conclusione che stava quasi per entrare al canestro. Aveva 2 tiri liberi Martina Brazzale, il secondo fallo per Conegliano, per Sara Luna Giuliano. Questa non è una buona notizia per coach Mini Clery. Ma io comunque la vedo che non sta benissimo, perché non cammina benissimo Fabio. L'abbiamo visto zoppicare. Questo non è assolutamente una buona notizia in assoluto. 1 su 2 per Montecchio che sale a 22, quindi 35 BFC, 22 Montecchio. Adesso BFC rinizia a girare la palla con una certa velocità, ma guardate che intensità di difesa che sta mettendo in campo Montecchio. Ovviamente questa intensità la porta a fare anche dei falli. Si è arrivato un po' in ritardo Brazzale, sì, poi diciamo ha colpito Luna che ha fatto ovviamente vedere benissimo il contatto, poi si sono anche si è anche scusata, quindi sì, diciamo che probabilmente proprio
un errore della scelta di tempo. Manda in lunetta di nuovo Giuliano. Giuliano che ha un 4 su 4 tiri liberi. In realtà i tiri liberi non sono propriamente la sua specialità, però bene questa sera. Adesso Marton cerca di guadagnare uno sfondamento, però comunque in ogni caso riesce a mettere fuori equilibrio la sua avversaria e costringe a sbagliare. E adesso Amabiglia per la quarta bomba della serata, per il 40-22 per Conegliano. Claudia è veramente on fire questa sera, sì, è calda come una stufa, sì. per citare il buon... Allora, intanto Francesco Coco dichiara, diciamo, un primo palla recuperata per Conegliano. Allora, ci scusiamo, c'è stato un attimo di assenza di linea internet oggi, stiamo subendo un attacco, però adesso dovrebbe vedersi praticamente tutto. Allora, diciamo, Giacomo Ragazzoni, intanto grazie per le tue segnalazioni, abbiamo subito ripristinato. Salutiamo anche Francesco Coco che subito candida Claudia Amabiglia MVP e cita anche Steph Curry. Addirittura. Sì. Vediamo. Tanto però mi sa che ancora abbiamo problemi con internet. Va bene. Allora, questi hacker filorussi ci stanno creando qualche problema, ma Tanto 2 tiri liberi per Arianna Righele, classe 2002. Assegno il primo tiro libero. Segna anche il secondo. Adesso Serena Marton. Scusate, riprendiamo la linea adesso. Però sarà boccalato. Ha visto poi nella seconda parte del quarto una ripresa da parte di BFC che è risalita di nuovo sul più 18. Abbiamo 45 secondi ancora per terminare questo quarto. Perfetto. Allora, riniziamo. No, sono col mio. Ci siamo. Grava con la palla, attaccare il pressing, rischia e perde la palla per Baruffato che va a segnare anche da sotto. Ancora pressing per Montecchio. Amabiglia poteva servire Boccalato, lo fa adesso. Superiamo la metà campo, libera Giulia Tronchi nell'angolo, rinuncia al suo tiro. Poi riusciamo in qualche modo a recuperare comunque un pallone che sembrava ormai perso. Possiamo andare fino in fondo, mancano 14 secondi. Amabiglia con la palla, c'è un contatto falloso, quindi saranno 2 tiri liberi per lei a 11 secondi e 3 decimi e poi l'ultimo tiro sarà probabilmente per Montecchio. Ma intanto abbiamo Claudia Amabiglia in lunetta con 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero dopo aver segnato praticamente da 3 da ovunque, e segna il secondo Claudia. C'è un cambio proprio per lei, entra per questi ultimi 10-11 secondi, scusate, Zanardo, un defensive team per
Minincleri, quasi palla recuperata per Tronchin, che poi va invece a fare fallo, a concedere 2 tiri liberi a Baruffato. Però è interessante, Fabri, questa azione, come il BFC abbia cercato di sporcare veramente in ogni momento le azioni avversarie. Sì, purtroppo essendo in bonus poi stiamo regalando 2 tiri liberi a Baruffato, che però sbaglia il primo, e sulla sedia del cambio l'offensive team per coach Minincleri, che vuole giocare questi ultimi 3 secondi e 8 con Capitan Marchioni e Claudia Amabiglia. Però si deve ripetere intanto il tiro libero perché c'è stata un'invasione. Esce anche Giulia Tronchin, praticamente 5 guardie in campo quasi. Giorgia Zanardo, 2 secondi, 1 secondo, non c'è il tempo, doveva tirare lei. E scade il tempo, si conclude i primi 2 quarti sul 45-29 per BFC contro Montecchio Maggiore. Abbiamo avuto diversi problemi di connessione, adesso cercheremo di risolverli all'intervallo, forse sono stati anche in parte risolti, mi dicono. E comunque una breve pausa e poi intervista con lo sponsor. Secondo me io da 2 minuti e 18 non vedo più niente. Sì? Adesso siamo in diretta, sì. Perfetto. Sì. No, vai, ormai figurati, non abbiamo più segreti. Adesso facciamo lo sponsor. Dobbiamo fare il coach. Se vuoi farla tu. No, meglio, se la fate voi meglio. Ciao Federico, piacere. Mettila, tanto lei è bravissimo, ti metto tu altro. No, facciamo, vabbè. C'è qualcosa magari che avete piacere che citiamo? Un progetto vostro nuovo, qualcosa che magari... C'è qualche progetto che vuoi che cito? O non lo cito? Sì, puoi dire persone in altre città. Ok, va bene. Sì, subito per privato. Perfetto. Va bene, allora andiamo a metà campo. Quindi, in questo tuo nome, tu dovresti sentirti le orecchie ogni tanto, perché il Sarah ormai è diventato famosissimo. Ho detto, chissà chi sarà Sara. Aspettiamo che ci facciano ci fate sapere? Ok, ci Benissimo, allora siamo qui nella pausa lunga tra il secondo e il terzo periodo di questa partita, della sesta partita del girone di ritorno tra Conegliano e Montecchio Maggiore. Oggi è lo sponsor day per Sara Clean Team e sono qui niente poco di meno che con Sara, benvenuta. Grazie, ciao. Allora Sara, il Sara Clean Team per me è famosissimo perché ogni volta è TVB, il Moco Volley, insomma vedervi anche qui al Pala BFC per me è stata un'emozione. Ho Non detto, potevamo cavolo. mancare, ci mancherebbe altro. La vostra è un'azienda che si occupa di servizi di pulizie, ma detto così potrebbe sembrare banale perché siete una evoluzione di questa cosa. Vuoi raccontarci qualcosina dei vostri progetti, della vostra azienda? Sì, allora siamo nati 6 anni fa, siamo partiti in 2 e adesso siamo in tanti, siamo un team, siamo una squadra. Ci occupiamo di servizi, quindi di core business sono le pulizie, però qualsiasi altro servizio che possa aiutare o servire, tipo la biancheria, il lavaggio delle auto a domicilio e altre cose così. Sì, quindi assolutamente, diciamo, questo mondo vissuto
a 360 gradi, giusto? Guarda, tutto il mondo è da pulire. Esatto. Ecco. Infatti ricordo quando mia nonna mi diceva fa puito, quindi mi diceva di pulire, Esatto, vedi? esatto. E voi l'avete presa alla lettera. Molto. E siete molto vicini allo sport, appunto abbiamo citato tante realtà sportive del nostro territorio, oggi parliamo di BFC, che cosa vi spinge, diciamo, a sostenere i progetti di questa realtà? Allora, sicuramente perché io sono coneglianese e quindi questo per me è un giocare in casa e ritornare in casa. Crediamo molto nello sport perché anche al lavoro si fa gioco di squadra e quindi per me è fondamentale ed è importante sostenere il più possibile le attività sportive e BFC. Beh, noi ti ringraziamo perché voi, come tutti gli altri sponsor che ci sostengono, ci permettono, diciamo, di proporre appunto lo sport, proporlo soprattutto non solo a livello di prima squadra, ma lavorare moltissimo anche con le giovanili e quindi portare, diciamo, tante ragazze a sposare i valori dello sport, e sicuramente questa è un po' la missione che ci siamo dati e possiamo farlo solo grazie al vostro aiuto, diciamo. E poi chissà, se le cose vanno bene anche con la prima squadra, ci espanderemo sempre di più, d'altronde anche voi vi state espandendo, Anche giusto? noi ci stiamo espandendo, esattamente, stiamo aprendo altre sedi e quindi il nostro progetto è in espansione e in evoluzione. Benissimo, e allora guardiamo avanti questa espansione, questa evoluzione, vi ringraziamo tantissimo per il vostro sostegno e un saluto. Grazie, per noi è un onore essere con voi. Grazie, troppo gentile, ciao!
Riprendiamo la linea qui al Pala BFC, sta per iniziare il terzo periodo di questa sesta partita di ritorno del campionato di Serie B femminile. Qui a Conegliano c'è Montecchio, Conegliano avanti di 16 punti, 45-29, dopo un primo quarto spumeggiante in cui veramente Conegliano aveva spaccato. Montecchio è ritornata all'inizio del secondo quarto, salvo poi riperdere un attimo il ritmo della partita, perché Conegliano ha messo posto a qualcosa in difesa e quindi si è riportata di nuovo sul 45-29. Intanto qui inizia subito con una buona circolazione da palla Conegliano, che però viene persa da Rossana Boccalato grazie a un ottimo intervento difensivo da parte di Nicole Longhi, e adesso Rossana Boccalato va a riprendersi la palla perché diciamo non ci stava a perderla. Purtroppo però sbaglia da sotto ed è ancora Montecchio che prova quindi a mettere a segno i primi 2 punti di questo terzo quarto. Ancora un'ottima Rossana Boccalato in difesa che sporca la palla e con l'aiuto di Saralura Giuliano la recupera. Gran giro palla, Amabilia, tiro da 3, rimbalzo per Serena Marton e Ferro che sputa fuori la palla. Sì, davvero sfortunata Serena. Ottimo il passaggio di Giuliano per Amabilia che ha tirato completamente libera, la palla girata è uscita, e poi Serena, che è andata come sempre a rimbalzi in attacco, è stata un po' sfortunata nella conclusione da sotto. E quindi ancora 29-45 e ancora Baruffato nel cuore dell'area, sbaglia. Si sta innervosendo Marta Maschietto, mi sembra di capire. Credo di sì. Grande passaggio di Amabilia per Serena Marton che prova a trovare lo spazio. Un altro grande passaggio di Sara Giuliano per Rossana Boccalato che la mette da 3. Sono 5 i punti personali per Rossana. Beh, devo dire che oggi le ragazze si stanno davvero cercando, a volte anche rinunciando magari a un tiro per servire la compagna che è più libera, e questo è sicuramente un ottimo segnale. Intanto salutiamo Cristian Giomo che saluta anche il suo cellulare che gli cade mentre tenta di sistemare la retina. Per fortuna non è stato inquadrato, perché poteva essere un altro highlight da far passare in settimana sui social. Boccalato raddoppiata, ci riesce comunque a liberarsi per un tiro complicato che sbaglia. Adesso rischia il fallo, anzi fa proprio fallo e sarà rimessa laterale per Montecchio. Allora, Fabri, avevamo 500 spettatori prima di un attimo del debacle della nostra connessione, adesso ne abbiamo 340, però abbiamo ripristinato la connessione, quindi speriamo di non avere più problemi. Intanto Montecchio sbaglia da 3 e ancora Rossana Boccalato presente sotto le planche, che gira per Amabilia, che gira per Serena Marton, velocemente per Marta Maschietto. Marta cerca e si trova uno spazio all'interno della lunetta, aiutandosi con grande esperienza. Infatti Arianna Righele lamenta un utilizzo esagerato del braccio. Sì, si è un po' agganciata, forse ai limiti dell'infrazione di passi. Qui invece si aggancia in maniera molto evidente Amabilia a Nicole Longhi, e secondo fallo personale per Claudia Amabilia e secondo fallo di squadra per BFC in questo terzo periodo. Adesso prende benissimo posizione, spalle a canestro Garzotto dentro l'area, si gira e prende anche la stoppata però di Amabilia, di Boccalato. C'è un problema con i 24 secondi. Sì. Sì. Secondo me no, non è stato Francesco questa volta. No, qualcuno ha sbattuto contro il materassone, ha premuto l'interruttore che c'è dietro e infatti prontamente la nostra dirigente Sandra Zambon risolve il problema. Rimessa per Montecchio.
Baruffato, viene stoppata poi Brazzale e via il contropiede dall'altra parte con Giuliano che sfrutta il blocco di Boccalato e poi la serve con un passaggio a una mano veramente delizioso. Segna Sì, Rossana bellissimo. da sotto. Bellissimo gioco a due. 52-29 per Conegliano. Righele a subire fallo. È il terzo fallo per Conegliano, nessun fallo ancora per Montecchio, secondo fallo per Boccalato. Tanto Fabri, scusa, mi stavo dimenticando di indossare, Non sapevo come dirtelo in effetti. indossare le Senza mie le orecchiette orecchie gratte. non ti riconoscevo. Rientra in campo Nortei dal cambio a Baruffato. Beh, Sfortunata dall'angolo Longhi, però ancora rimbalza in attacco Montecchio. Ah sì. Comunque Intanto- ricordiamo ancora una volta di votare per la miglior giocatrice della partita, che vincerà una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Sì, salutiamo anche chi ci sta seguendo direttamente dal bar del Pala BFC, perché anche da lì sono collegati su YouTube e ci salutano le nostre 3 bariste under 19. Bello il passaggio di Boccalato per Giuliano, ancora Uh, ha cercato di servire nuovamente Boccalato, non si sono capite. sì, diciamo che, come si dice, ha voluto osare ed effettivamente poteva venire fuori un'azione da Showtime, così come anche il Grava ha voluto osare perché mentre stava facendo vita sociale si è dimenticato che ai time out deve scattare qui come una faina e mettere la musica e l'organetto, ma ha prontamente rimediato. Allora, mi pare che la partita si sia un po' incanalata in un dominio BFC perché siamo con 20 punti di distacco, però dobbiamo sicuramente abbassare la guardia perché Montecchio ha saputo in un attimo recuperare nel secondo quarto, quindi bisogna assolutamente mantenere alta la concentrazione, cosa che non è mai semplice quando sei avanti di 20, Fabri, giusto? No, infatti può essere pericoloso anche perché manca comunque tantissimo tempo, mancano 16 minuti, quindi non è proprio non è proprio finita la partita, anche se ci stanno proponendo Si stanno proponendo degli spritz. degli spritz. Noi facciamo Dalla sempre tribuna. finta di dire Noi di no, diciamo poi di vediamo no, cosa ma arriva. speriamo che abbiano capito che invece ci farebbero molto piacere. Dall'altra parte contropiede di Montecchio, Maschietto recupera la palla, cerca anche di travolgere Stefano Arvedi. Allora Fabri, cosa volevo dirti? Che mi sono dimenticato quello che volevo dirti. Vabbè. Succede. Bugia scappa via, come si Ah, dice. E adesso un pick and roll in mezzo al campo per Longhi, che va a insaccare un palleggio a resta e tiro davvero ben Delizioso, fatto. eh? Cioè, Nicole Longhi in questa partita si è comunque distinta per delle azioni veramente interessanti. Qui gran bel passaggio di Serena Martò per Sara Giuliano, che purtroppo perde il controllo della sfera. no, davvero bello il passaggio di Serena. In questo caso direi che è stato più un problema di Luna, che non è riuscita a controllarlo. E adesso subito Boccalato che va a recuperare e a lanciare il contropiede. Continuiamo a muovere la palla, Maschietto dentro l'area per Boccalato dai 3 punti e segna Rossana la sua seconda bomba per il suo 10° punto in questa partita. Ah sì, esatto, è rimasta per molto tempo a 0 nel tabellino, ma poi in un attimo ha sparato subito 10 punti, riportandosi diciamo alle medie abituali. D'altra parte Nicole Longhi segna il suo 7° punto personale. Sì, Luna Giuliano aveva cercato di buttarsi e di cercare un contatto. È stata
Brava anche Longhi a mantenere l'equilibrio e poi a segnare completamente libera. Adesso va in contropiede ad attaccare il ferro e la stoppata di Rossana Boccalato è considerata fallosa dall'arbitro Bastianel. È il terzo fallo per Rossana, 55 BFC, 36 Montecchio, con Nicole Longhi che ha la possibilità di portare a 9 il suo score personale. È stata anche piuttosto sfortunata in questa partita perché alcuni suoi tiri sono usciti veramente di poco. Sì. Anche Lisa Grava sul cubo del cambio, oltre a Maia Tramontin che è già entrata e Sì, a Giorgia Zanardo. un triplo cambio per BFC. Buono il primo per Longhi, 8 punti per lei. Buono anche il secondo per questa guardia di 1,72 m dal settore giovanile di Schio. E anche qualche apparizione in nazionale under 18 per questa giocatrice che infatti ha dato saggio del suo talento oggi qui al Pala BFC. Rossana Boccalato che scarica su Giorgia Zanardo, Giorgia su Marta, Marta su Maia Tramontin. Forse infrazione di passi sull'arresto, ma poi cerca di servire dentro l'area. Zanardo, l'ultima a toccare, una giocatrice di Montecchio. Sì, e con Conegliano che ha 6 secondi per orchestrare questa azione d'attacco con un tiro efficace. Adesso si libera molto bene Lisa Grava, grande finta, buon tiro. Bellissimo il suo palleggio, arresto e tiro assolutamente plasticissimo. Zanardo recupera, poi butta via il pallone e Nortei l'ultima a toccare, quindi sarà rimessa per Conegliano. Sì, molto bello il passaggio dicevo, molto bello il tiro di Lisa Grava qui, un po' più problematico questo passaggio, non era però semplicissimo uscire con la palla in questa fase per Conegliano. Lisa Grava che serve Rossana Boccalato, Rossana chiama fuori Marta Maschietto per Maia Tramontin, ottimo passaggio sotto per Rossana Boccalato che si gira molto bene e non segna solo perché l'azione su di lei di recupero da parte della difesa di Montecchio è fallosa. Il secondo fallo per Mortei. Stavo cercando la parte del nome più corta da e più semplice da pronunciare. Chiamiamola Nortei, che credo che sia il suo cognome, anche se... Però Valérie è il nome, giusto? Valérie è il nome, forse il suo cognome completo è Amponsa Nortei. Ragazza di 16 anni. Adesso è Brazzale, attaccare l'area, chiude bene Boccalato, però recupera Tognazza, poi in qualche modo Marta Maschietto cerca di buttare la palla addosso a Garzotto, ma l'ultima a toccare è Maschietto, che poi va a chiarirsi anche con l'arbitro Bastianel, ma comunque la palla resta per Montecchio. Sì, è corretta la decisione di Bastianel. E qui è Anna Garzotto a farsi largo a sportellate contro Marta Maschietto. Sì, un bello scontro qui tra le due, numero 18 delle due compagini, veramente uno scontro tra titani. Secondo fallo per Marta, rientra nella partita Sara Malbascia. E 2 tiri liberi per Anna Garzotto. E lungo il primo. Inutile dire che segnerà il secondo a questo punto. Infatti. E nonostante la tua guffata, Fabri ha segnato, sono 6 i suoi punti personali. Malbascia, anzi 7. Grava, dentro per Boccalato che contro Nortei va a tirarle in faccia, e Nortei, giocatrice comunque di 1,80 m quasi. Comunque guarda come si è accesa Rossana in un attimo a livello di punti. Sì. Comunque
una giocatrice molto costante, quindi a volte è solo una questione di trovare il ritmo del tiro, perché quando comunque l'atteggiamento è sempre quello così aggressivo e preciso per tutta la partita, poi questi sono i risultati, in un attimo ti accendi. Qui d'altra parte invece Sarah Malbashar sbaglia il tiro, e molto bene qui Valérie Nortey. Sì, a volte dovrebbe un po' più aspettare la partita, però è una giocatrice comunque sempre molto aggressiva e quindi a volte si intestardisce, però poi alla fine comunque riesce sempre a dare il suo grossissimo contributo. Infatti esce tra gli applausi di tutto il pubblico di Conegliano. Tanto 2 tiri liberi per Nortey. No, è un tiro libero aggiuntivo, no, scusa, perché aveva fatto canestro col È fallo. vero, è La vero. palla riesce a recuperarla Sarah Malbashar, nonostante il rimbalzo preso, però poi la palla è contestata da parte di Montecchio. È una palla a 2 con la freccia che è girata dalla parte di Conegliano, che quindi avrà la rimessa in difesa. Cambio anche per coach Callegaro, rientrano nella partita Baruffato e Maculan. Tanto Grava a attaccare il pressing, però rubano la palla da dietro. Nortey Che bel passaggio. carica per Tognazza, step back, un po' lungo il suo tiro, però Nortey rimbalza in attacco. Ancora un errore dai 3 punti, si lotta ancora a rimbalzo, Malbashar con la palla, K va a infilarsi un po' in un guaio, ma poi l'arbitro Bastianelli vede un fallo, quindi sarà rimessa per Conegliano, solo il secondo fallo per Montecchio. Diciamo che sul più 20 per Conegliano, 61-41, la partita è un po'... Si è un po' messa in stand-by. Sì, Infatti Fabri, ti volevo chiederti se avevamo novità da Muggia. Muggia, in realtà, adesso te lo dico, la partita è finita 68-56 per Muggia, che sta già festeggiando probabilmente per le strade del paese. Evidente qui il fallo di Valérie Nortey su K è libera, consegnato per Zanardo, che è completamente libera ma non guarda il canestro. Adesso K attacca mano destra, riapre per Zanardo, è Grava che forse poteva tirare. Abbiamo rinunciato a dei tiri, adesso Malbashar dai 3 punti addirittura, sarebbe stato buono il tiro, completamente libera Nortey, ma Malbashar va a chiudere su di lei, poi una spinta probabilmente di Tramontini. sì, ed è fallo con Conegliano che è in bonus, e quindi saranno 2 tiri liberi per la giovane giocatrice di Montecchio, che avrà l'occasione sicuramente di ridurre ancora lo svantaggio da parte della squadra ospite. Ricordiamo che è ancora da assegnare la maglietta in palio per chi indovina il motivo. Esattamente, io ho lanciato ben 3 ami ma nessun pesce ha boccato, e quindi la maglietta rimane così in palio. Magari forse Fabri, se mettiamo anche uno spritz gratis Magari, in palio, dai. forse potremo avere un po' più di reattività da parte del pubblico, quindi aspettatevi che tra poco arriverà un'altra citazione. Tanto bello il contropiede di Montecchio, che va a segnare ancora con il fallo su Nortey. E ancora con Nortey che sta un attimo caricando la squadra sulle spalle in questa parte della partita. Sono 45 punti per Montecchio, sono rimasti 61 quelli di Conegliano, quindi dal meno 20 è diventato un meno 16, che potrebbe sicuramente adesso diventare meno 15. Con Montecchio, insomma, che prova a giocarsi le sue carte per rientrare in partita, inizia a prendere un po' di fiducia anche la panchina della squadra ospite. D'altra parte Conegliano è piuttosto statica, quindi Fabri qua bisognerebbe inventarsi qualcosa per venirne fuori. Rischiamo anche l'infrazione di campo, poi lestissima Marchioni a mettere i piedi in attacco e poi risolve un po' la situazione
Lisa Grava dai 3 punti. Sì, la risolve un po' lei con un gran tiro da 3 punti. Adesso sul pressing alto invece Lisa commette fallo, il secondo per lei e altri 2 tiri liberi per Montecchio. Montecchio comunque bisogna dire che sta continuando a giocare, sta continuando a difendere in maniera aggressiva, sta continuando a muovere la palla e alla fine in qualche modo cerca di restare sempre aggrappata alla partita. E sta anche tirando con una grandissima precisione ai liberi Fabrizio. Difficoltà nel superare il pressing, adesso supera la metà campo, buono il passaggio di Lisa per Giorgia e buono anche il passaggio di Giorgia per Capitan Marchioni che sbaglia di pochissimo dai 3 punti. Poi andiamo a fare dei falli però che garantiscono dei tiri liberi che giustamente, come facevi notare tu Fede, Montecchio segna con grandissima regolarità. Si sta capitalizzando in maniera veramente importante, questo fondamentale. Sono 48 i punti per Montecchio, 64 per Conegliano. Adesso Montecchio ha la possibilità di arrivare a 50, quindi di ridurre un po' lo svantaggio. Diciamo, il minimo svantaggio per Montecchio è stato di 8 punti a un certo punto all'interno del secondo quarto, però si sta riportando sotto in maniera importante perché Conegliano sta vivendo un attimo di qualche fiammata solitaria, ma non riesce a trovare il gioco corale che aveva caratterizzato la prima parte della partita. Sì, addirittura adesso Garzotto ha strappato la palla dalle mani di Malbascia, poi un'infrazione di passi ci grazia un po', ma coach Minicleri rimette in campo Claudia Mabiglia, stasera particolarmente ispirata. Lisa Grava attacca il pressing con un passaggio un po' diciamo superficiale e poi è Capitan Marchioni a guadagnarsi il fallo. Ma sei sicuro che fosse Capitan Marchioni? No, ma magari ti stai sbagliando, che hai visto non è... A me sembrava Capitan Marchioni. Vediamo se il pubblico dice qualcosa. Dice che abbiamo un pubblico di astemi? Sì, oppure sono stati talmente soddisfatti da Sanremo da non badare più alle nostre citazioni musicali. Finisce il terzo quarto. 64-49 per Conegliano. Montecchio comunque non vuole saperne di regalare nulla. Sono 15 punti, sicuramente difficili da rimantare, però la partita è virtualmente ancora aperta. Assolutamente, non impossibili. Si trova un attimo in difficoltà magari con la questione falli Montecchio, perché ha con 4 falli Nortei, quindi Valeri, e con 3 falli Anna Garzotto, che sono state 2 giocatrici sicuramente importanti per questa partita di Montecchio. Dall'altra parte Conegliano ha una distribuzione di falli piuttosto omogenea e costante lungo tutto il roster. L'unica, diciamo, a essere esente da falli è il Capitan Marchioni e Daniele Leon si aggiudica la prima maglietta messa in palio. Complimenti Daniele, perché Daniele, sei il primo vincitore del Scopri il motivo. Esatto, quindi Daniele ti aspettiamo qui al Pala BFC, vieni a farti riconoscere da noi e vincerai una maglietta, ma anche lo spritz, essendo il primo. Spritz che potrai ritirare direttamente al bar del Pala BFC, dove lavorano, anche se lavorano è un termine direi esagerato, le ragazze della nostra Under 19, quindi dove Fabri... si passano il sabato pomeriggio, esatto, poverine. Se vuoi dare magari Fabri, approfittiamo per dare anche un refresh sulle giovanili. Ricordiamo che la nostra Under 19 in particolare si sta giocando la quarta posizione, che vorrebbe dire passaggio del turno allo spareggio per andare all'interzona. Adesso giocheranno martedì a Rovigo, sì,
devono rimontare circa 10 punti a Rovigo, ma soprattutto poi avranno la partita di Marghera e l'ultima partita in casa, che sarà un po' probabilmente, o perlomeno lo speriamo, la partita che deciderà il passaggio del turno contro Bolzano. Abbiamo perso di 9 punti a Bolzano e molto probabilmente dovremmo recuperare questa differenza canestri per sperare di passare appunto il turno e andare a giocare uno spareggio contro la terza squadra del Piemonte. Però insomma i giochi sono ancora tutti da fare, bisogna vedere le prossime partite. Ah sì, bisogna vedere cosa succede. Tanto Martona superare metà campo, andare un po' a complicarsi la vita, però poi ne usciamo con una certa Sì, c'è da... disinvoltura. L'abbiamo detto e ci siamo autogufati perché abbiamo perso palle Immediatamente proprio. immediatamente. Sì. Baruffato contro Malbascia, molto bene, poi sotto per Garzotto, poi il tiro dall'angolo di Nortei, ancora un rimbalzo in attacco per Garzotto, sbaglia Tognazza, capita Marchioni a subire diversi contatti, alla fine viene fischiato fallo. Ah, sì. Secondo per Montecchio, terzo fallo di Garzotto. Anche se non c'è tempo e non c'è spazio, Serena Marton porta avanti la palla. Buona ancora una volta la circolazione di palla contro la zona vicentina, poi si complica un po' la vita Marton. Sarà una rimessa laterale con 4 secondi sul cronometro di 24. Sì, nella sfortuna di aver gestito un po' male questa azione, con comunque una palla ben sporcata da parte di Montecchio. Amabiglia. Io per un attimo l'avevo vista dentro. Anch'io ho deciso di tirare da 9 metri. Sì, già che sì, era era libera. 9 metri, comunque era libera, diciamo che potrebbe essere stato definito un buon tiro. Sì. Adesso Baruffato per Nortei, ma recupera Marton, poi va anche ad attaccare in contropiede. Amabiglia attacca la linea di fondo, poi addirittura con un tiro in controtempo Molto bene, sì, qua Amabiglia. si fa subito perdonare l'errore da metà campo di prima. Molto Baruffato fa un mezzo miracolo per non uscire dalla linea e riesce comunque ad arrivare al tiro e anche poi a recuperare palla per Montecchio che sbaglia da 3 e adesso Serena Marton che prova ad aprire il contropiede, andare 1 contro 1, poi scarica su Malbascia ancora su Amabiglia che appena vede il canestro si accende. In transizione da 7 metri Claudio Sì. Amabiglia, credo per la sua quinta bomba. Ah sì, comunque ha fatto più punti del numero che ha sulla casacca e quindi è sicuramente un risultato importante. D'altra parte c'è un fallo sul blocco di Valerie Nortei a danno della giocatrice di Montecchio ed è il primo fallo per questo periodo da parte di BFC. Doppio cambio intanto per Montecchio. Ma in realtà le danno 4 canestri da 3, ma le statistiche ufficiali della federazione, sto parlando ovviamente di Claudia Amabiglia. Molto bene qui invece Anna Garzotto No, che segna- scusate, è stato aggiornato adesso il sito, è il quinto canestro da 3 per Claudia. Serena Marton ancora per Claudia Amabiglia chiama il gioco con Serena Malbascia con Sara Malbascia che libera benissimo Sara K, Anche lei a referto, anche lei con una bomba. ma è già la seconda per Sara. Controlliamo subito. Sì, è la seconda per Sara K, Ah, sì? te lo dico con certezza. Ha segnato l'ultimo canestro del secondo quarto. Ah, è vero, è vero. Adesso Questo è davvero imprendibile, questo Ah, sì. passaggio. comunque il coach Vincleri Fabri sta facendo
ruotare, diciamo, bene il quintetto. Sì, direi come sempre, insomma, una sua caratteristica. Riesce a far giocare davvero praticamente 12 giocatrici, che in 40 minuti non è affatto semplice. No, non è semplice, però appunto è sicuramente una strategia che paga, perché così tutti rimangono abbastanza in partita. Attenzione qui, tiro di Marchioni che, non so, probabilmente subisce anche un contatto. Sì, post anche a me tiro, sembrava da qui che ci fosse un contatto sulla sua mano. Grande parabola d'altra parte per Montecchio. Conegliano in contropiede dall'angolo. Marton, questo è uno dei suoi tiri, ce l'ha sicuramente. Ah sì, ce l'ha, è come se ce l'ha. Sono 9 i suoi punti e sono 74 i punti per Conegliano contro i 53 di Montecchio a 5:41 dalla fine della partita. Abbiamo, Fabri, un Montecchio che, al di là del fatto che è tornato sotto di 21, comunque ha anche una situazione falli abbastanza Sì, molto complicata, perché complicata. Nortei ha 4 falli e poi hanno Brazzale Garzotto con 3, anche Tognazza con 3 e anche Garzotto e entrambe le sorelle Garzotto, ecco perché questo mi stava creando un attimo di confusione, perché ci sono confuso anch'io, perché mi sono accorto adesso della sorellanza. sono 2 sorellanze, le Maculan e anche le Garzotto. Bene, tutto questo lo diciamo nonostante alla fine non sia arrivato su più di uno spritz, quindi ci stiamo accorgendo di non essere poi così attenti ad ogni particolare. Comunque riprende la partita con Montecchio che gioca la rimessa da fondo campo. Attenzione, sta arrivando Cristian Giomo addirittura con una Magnum di Prosecco, ma probabilmente non è per noi, ma è la Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine, con cui premieremo la miglior giocatrice della partita, votata da voi che ci seguite da casa. Esatto, quindi iniziate a scrivere sulla chat chi secondo voi si merita di vincere questo premio. Ci sono già arrivati dei voti, naturalmente ricordiamo che non saranno solo i voti che esprimete nella chat, ma anche i voti che ci arrivano su WhatsApp, dal pubblico di casa, da tutte le altre varie piattaforme che abbiamo. Quindi diciamo, c'è arrivato anche qualche pizzino qui dalla tribuna. Sì, anche qualche piccione però. Adesso è Giulia Tronchin che va a chiudere bene su Tognazza, ma poi dall'angolo sullo scarico va a segnare Brazzale che ha Fabri, ha una storia importante sul 3 contro 3, giusto? Sì, è vice campione d'Italia 3 contro 3 under 18 nel 2021, se non sbaglio. Adesso ancora Longhi a segnare abbastanza facilmente da sotto. E time out di coach Minicleri sul 55-74. Facciamo un time out anche noi qui al Pala BFC. Allora, riprendiamo la linea qui al Pala BFC. Sono 4 minuti e 20 che mancano per la fine di questa partita. Siamo nel quarto periodo, abbiamo una BFC avanti 74-57 su Montecchio, un time out chiamato da Montecchio, che prova un attimo a rimescolare qualche carta per cercare di trovare qualche strategia per risalire la china. Ricordiamo che Montecchio
ha avuto momenti in cui si è accesa molto bene e ha saputo ricucire gran parte degli svantaggi che però poi inevitabilmente è ritornato ad accumulare. Dall'altra parte Conegliano ha avuto qualche momento di passaggio a vuoto, ma nel totale della partita ha giocato piuttosto in sicurezza ed in scioltezza. Adesso ancora ad attaccare il pressing Amabilia per Boccalato, per Colombi, per Marton che rinuncia al tiro, ancora Amabilia, Boccalato attaccare poi per Marton che non riesce a chiudere sulla linea di fondo, mancano 5 secondi alla fine dei 24, Boccalato dai 3 punti, sbaglia, ma a rimbalzo Marton che cerca anche di tirare da seduta, poi riapre, Boccalato in angolo per Amabilia, è sfortunatissima Claudia. Beh, siamo state veramente sfortunate perché gli ultimi 2 tiri da 3 veramente il ferro ha deciso lui che dovevano uscire perché erano più dentro che fuori. Dall'altra parte invece Montecchio che proverà a tirare da 3. Sbaglia non di tantissimo. No, gran lavoro di Boccalato. Devo dire che la squadra di Montecchio, nonostante lo ripetiamo ancora la giovanissima età media, che ovviamente vuol dire anche inesperienza e ingenuità in certe situazioni, però mi piace molto come gioca perché è una squadra molto aggressiva in difesa, una squadra che muove tantissimo la palla in attacco, e quindi sicuramente queste ragazze faranno bene in futuro. Tratta solo di accumulare un po' di ore di gioco a questo livello. Sì, Fabri, hai citato un po' la BFC dell'anno scorso, effettivamente questa tua citazione mi sento di condividerla perché mi ricorda tante dinamiche che abbiamo vissuto qui l'anno scorso in cui riuscivamo a fare delle ottime partite però non riuscivamo a portare quasi mai a casa i 2 punti in saccoccia e sicuramente però la crescita che ha avuto BFC quest'anno, per carità ci sono stati dei importantissimi innesti, però è anche frutto magari di una stagione che non ti va bene, però capisci e impari tanto. Però appunto ti rendi conto di qual è l'intensità della categoria, di quali sono poi un po' anche le malizie del gioco a un certo livello. Adesso vediamo Boccalato che perde completamente il controllo del pallone. Si aveva provato a fintare il passaggio, poi però non è riuscita a controllare la forza del braccio. Ancora Longhi che prova a attaccare Boccalato, chiude bene, vola per terra intanto Garzotto, recupera Boccalato ed è Zanardo ad attaccare il pressing. Rischiamo l'infrazione di passi. Sì, ne usciamo, stavo per dire ne usciamo bene, poi però rischiamo di perdere palla. Serena Marton prova a recuperarla, scintille tra Serena Marton e Diana Tognazza. Un bel gioco a 2, molto bello. Garzotto che va a subire fallo. Siena Garzotto ha segnato 9 punti, però spesso è entrata in maniera molto importante nelle azioni offensive di Montecchio. Sbaglia il primo, 1,53 alla fine della partita, 58-86 per Conegliano. Forza, forza, ultimi momenti per votare l'MVP della partita. Anche in questo caso ai limiti dell'infrazione dei passi, rinuncia al tiro Giulia Tronchin, rinuncia anche Boccalato, ribaltiamo bene il lato, chiama un blocco, poi serve Marton, Amabilia e Marton libera le 3 punti, segna di nuovo. Mi pare che sia la seconda bomba per Serena. Sono 12 punti per lei. Anche lei ottima partita, sempre molto presente a rimbalzo, molto aggressiva in difesa e poi ha dato il suo contributo anche in attacco con 12 punti. Adesso esce anche lei fra gli applausi e fra i complimenti di coach Mini Clery.
ottima partita per Serena. Rientra nella partita Maia Tramontin. Va subito a mettere le mani sul pallone, poi si lamenta perché c'era secondo lei un'infrazione di passi. Zanardo in dribbling a superare la metà campo. Anzi, qua Giorgia utilizza come sempre una grande forza fisica, incredibile. Un altro tiro di Rossana Boccalato che Sputato dal ferro proprio. è il secondo di fila per lei e il terzo di fila per BFC che esce così. Zanardo a 50 secondi dalla fine sul più 20, comunque continua a essere molto aggressiva in difesa. Ma questa è la mentalità di Giorgia e sicuramente. Intanto coach Vincleri regala un applauso da parte di tutto il pubblico a Claudio Mabiglia, top scorer di questa partita. Tanti punti ma anche importante precisione al tiro, Fabrizio. Sì, ha tirato con ottime percentuali, è stata anche molto ordinata nell'aiutare a attaccare il pressing, a mettere ordine in campo. Insomma, giocatrice davvero importante. E se grava a recuperare un pallone, a volare a terra. Va bene, si vede anche in questi particolari comunque che BFC mentalmente è presente, non si molla niente. Diciamo che è anche da questi particolari che si giudica un giocatore. Sì, anche se in questo caso non abbiamo una corrispondenza Esatto. con qualche giocatrice. E poi abbiamo però già attribuito la maglietta. sì, però visto che avevamo praticamente. Intanto Fabri non commentiamo. Butta lì delle cose così. Butta lì una cosa. Se fosse stata regolare penso che le sarebbe costata veramente altro che paste. E finisce questa partita sul 79-59 per il BFC che torna alla vittoria davanti al proprio pubblico. Si muove la classifica, noi ci vediamo tra poco con la MVP della partita. Ve la sveleremo solo quando ve la troverete davanti ai microfoni. Adesso diamo un attimo la linea alla nostra regia e ai nostri sponsor. Legaro, Andrea.
Allora, io le ho prese, ma adesso le metti anche tu. Lo sponsor lo lasciamo usare. Allora, siamo qui alla fine della partita in questa versione, diciamo, abbiamo uno sponsor serio, manteniamo un po' di serietà, invece io e Claudia, la nostra MVP di questa partita, siamo in versione carnevalesca. Una bella vittoria per BFC che torna dopo tante giornate in casa, vince con un buon vantaggio e oggi, Claudia, entravano tante bombe, vero? Io ho perso il conto a un certo punto. Diciamo che sono entrate quelle che non sono entrate sabato scorso, però no dai, abbiamo girato bene la palla, ci siamo molto passate la palla, abbiamo corso e con intensità la palla alla fine entra. I tiri vengono costruiti bene, quindi la palla entra. Allora, sai che io di basket non me ne intendo tanto, è Fabri quello tecnico, ma ho visto che a parte un tiro da tre che ti sei costruita con una finta devastante, il resto dei tiri li hai avuti sempre in ottima posizione con un gran giro palla e un grande gioco di squadra e quindi questo, diciamo, è sintomo di una buona armonia che c'è in BFC. Sì, assolutamente, come dicevo prima, quando la palla gira è molto più facile tirare. Quello che è mancato sabato scorso alla fine, che è stato un po' il gioco di squadra, oggi finalmente l'abbiamo rimesso in campo e questo più 20, insomma, è la, come si dice, la risposta. Sì, sì. Molto bene, e infatti proprio il gioco di squadra, ce ne parlava prima Sara, è importante, quindi Sara oggi ti consegna il premio, quindi la Magnum di Prosecco. Bravissime, bravissime. Bene, allora foto per gli sponsor. Bravissime. Complimenti. Dai. Aspetta. Bene, con questa vittoria del basket femminile conegliano sul Montecchio Maggiore per 79-59, vi diamo appuntamento alla prossima partita che sarà sempre qui il 15 marzo 18:45 contro le Lupe di San Martino di Lupari. Con questo chiudiamo. Fabrizio Torazza e Federico Cais, che è già pronto per fare le interviste al coach in campo, vi salutano e vi auguro un buon weekend.